Allora, la nostra storia inizia da mio padre che, oltre a fare il macellaio, ha acquistato delle pecore, quindi ha fatto l'allevatore per tanti anni, e costruendo appunto a Burtigali l'azienda che è tuttora in essere, che è un'azienda capofila alla seconda generazione. Siamo entrati noi figli e cugini. Da lì io, una volta diplomato, ho iniziato a dedicarmi soprattutto al mangimificio. Dal 92 al 2004, dopo una serie di ampliamenti, abbiamo deciso successivamente di fare la Profenda con i miei fratelli. Abbiamo creato questa nuova realtà che da subito si è posta come punto di riferimento soprattutto in Sardegna per la produzione di mangimi per animali da reddito, e adesso negli ultimi anni ci stiamo occupando anche di produzione di mangimi per animali da compagnia, essendo l'unica azienda in Sardegna che produce appunto alimenti per cani e gatti. Il nostro obiettivo attuale, la nostra mission di questi ultimi anni, è quella di produrre una crocchetta, quindi un alimento per cani e gatti 100% sardo. Allora, relativamente all'allevamento, noi abbiamo soprattutto dei capi naturalmente allevati, ingrassati e macellati in Sardegna, però quello che riguarda il nostro allevamento è solo una piccola parte di quello che noi commercializziamo, perché noi abbiamo mediamente dai 3 ai 400 capi bovini all'anno come produzione interna, che servono per creare una filiera di una carne a marchio registrato con un prodotto di frollatura che si chiama Burtigalesa, che stiamo promuovendo un po' in tutti i migliori ristoranti della Sardegna e in alcuni negozi. Allora, relativamente alla sostenibilità aziendale, noi essendo un'azienda energivora, entro la prossima primavera avremo un impianto di circa 1200 kW che ci permetterà di essere autosufficienti per quello che è la produzione e l'utilizzo interno di energia elettrica nei nostri processi produttivi. Abbiamo come gruppo all'incirca un centinaio di dipendenti. Come Profenda quest'anno avremo un fatturato di circa 25 milioni a fronte di 600.000 quintali circa di mangime venduti. Col settore del pet food abbiamo iniziato a esportare anche in qualche regione del centro-sud Italia e in qualche paese dell'Unione Europea, quale Francia, Grecia. Relativamente allo sviluppo appunto dell'ultimo settore, che è quello dell'alimentazione dei cani e gatti, abbiamo ottenuto un finanziamento importante da parte della Regione Sardegna relativamente al bando della T2, che ci ha permesso appunto di realizzare un impianto non esageratamente grande ma molto moderno e completo, che ci permetterà a regime di produrre intorno ai 150 quintali di prodotto al giorno. Oltre al bando della T2 abbiamo collaborato qualche mese fa con l'Università di Cagliari, l'Università di Sassari e Sardegna Ricerche per un progetto molto innovativo. Vorremmo creare un mangime per l'acquacultura che non vada a prendere le risorse dal mare, che sono sempre più limitate per via degli allevamenti di pesci che sono sempre maggiori, ma riesca a produrre appunto una fonte proteica partendo dall'allevamento e la produzione di farina di insetto.